Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Come promesso la scorsa settimana torniamo a Schio, ovvero alla recente rassegna Innovarti promossa dalla Confartigianato. Completiamo la nostra panoramica parlandovi di altre opportunità offerte nell'occasione agli imprenditori per aiutarli ad attuare progetti di innovazione. Fare incontrare domanda e offerta di innovazione. Oltre ai workshop di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, Innovarti 2011 ha ospitato importanti centri con sede nella nostra regione, attivi nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico. Questi da un lato e imprese dall'altro hanno dato vita alla borsa dell'innovazione, dimostrando che se si conosce l'interlocutore giusto, la strada del cambiamento è meno in salita di quanto si pensi. Attingendo dagli spunti offerti da Innovarti, anche noi vogliamo darvi alcuni indirizzi utili. I Pat Lib, ad esempio, di cui ci parla Antonio Girardi, direttore del Centro Produttività Veneto di Vicenza. I Patlib sono una rete europea di centri di informazione su tutto il mondo dei brevetti, dei marchi, della proprietà industriale. Naturalmente ci sono informazioni di tipo amministrativo, di tipo burocratico, ma i Patlib erogano anche informazioni sull'innovazione. Quindi in sostanza una piccola e media impresa può venire a un Patlib e fare il punto sullo stato dell'innovazione del prodotto che questa stessa azienda fa, attraverso la consultazione di banche dati internazionali, facendo proprio il punto sulla sua tecnologia. Ci sono anche dei software molto particolari che permettono di fare un'attività che ha un acronimo, si chiama TRIZ, ed è praticamente quindi un'attività che riguarda l'innovazione del prodotto. Un'azienda che vuole innovare il suo prodotto, come dire, attraverso i brevetti internazionali capisce lo stato della tecnologia e poi viene messa in grado di generare nuovi brevetti lei stessa sul prodotto nuovo che va a fare. Emiliano Fabris, responsabile operativo dello Start Cube di Padova, ci descrive un progetto sul tema dell'innovazione promosso dall'incubatore universitario di impresa, il BAN Veneto. Il BAN Veneto si occupa di creare un link, un matching tra soggetti che hanno disponibilità economiche, quindi futuri soci finanziatori e competenze manageriali, con proponenti di tecnologie, di brevetti, di attività di impresa totalmente innovative e quindi potenzialmente molto remunerative. Il BAN Veneto si occupa proprio di dare una validazione tecnologica, economica, di mercato, finanziaria alle idee dei proponenti e trovare il business angel, la figura adatta per creare questo matching. Ad Asolo ha sede la fondazione La Fornace dell'Innovazione. Cosa offre? Lo abbiamo chiesto a Giampaolo Pezzato. La Fondazione La Fornace dell'Innovazione è un incubatore di impresa che supporta progetti di impresa innovativi e li aiuta per crescere e aumentare la probabilità che abbia successo. La Fondazione è fondamentalmente un incubatore, quindi che ospita nei propri spazi le sedi di queste nuove imprese e fondamentalmente ci possiamo definire come una palestra per giovani imprenditori. I due driver sui quali aiutiamo le nostre imprese a lavorare sono fondamentalmente l'innovazione tecnologica, l'innovazione organizzativa e la cultura, perché anche la cultura la consideriamo un elemento fondamentale per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. A Monte di Malo hanno sede i centri di ricerca e prove ECAM e Richert, attivi nei settori chimica, microbiologia e ambiente, materiali da costruzione, geotecnica, acustica e termica, calcestruzzo e acciaio. Ecco, a titolo esemplificativo, un progetto che già sta trovando applicazione con ottimi risultati. L'amministratore delegato Andrea Camporese. Un sistema di monitoraggio ambientale integrato, questo perché? Perché noi intendiamo proporre un modello di business sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio energetico negli ambienti. Attraverso un rapporto stretto con l'Università di Padova abbiamo messo a punto dei sensori che sono arrivati alla terza generazione, che possono attraverso il monitoraggio dei parametri fondamentali, temperatura, umidità, pressione atmosferica, luminosità, si converte il tutto in un algoritmo
e attraverso dei display io posso controllare in ogni momento quelli che sono i miei parametri ambientali, cioè i miei consumi energetici. In questo modo io mi accorgo che posso risparmiare nei case study che abbiamo messo a punto anche il 20, 25, 30% dei consumi energetici. Già molte, ad esempio, sono le scuole che hanno adottato questo sistema di monitoraggio. Da quest'anno siamo partiti con tutte le scuole di Malo, quelle di Torre di Quartesolo, 11 scuole materne più 2 primarie di Padova e lo stiamo allargando proprio perché nelle scuole poi viene proposta una formula ESCO, i comuni non hanno soldi e quindi questo è chiaramente un punto importante, però considerate i consumi di una scuola media da 250 bambini all'incirca sono 50.000 euro. Quindi un 25% si possono fare rientrare nelle casse comunali dai 10 ai 15.000 euro.